Buinzan o in ballo paese a spalle do mar da Rivera Rigole de Ponente. O paese è onda sul nasceo. Fino a un buon economico e per secoli era abitato da poche persone, forse di 100, 300, poco più. Chi tirava a campagna, specialmente a Urive. E gli alberi d'Urive copriva quasi tutto il territorio basso del comune. E quando faceva vento, faceva alberi d'argento. In San Veggio era formato da due contrae che poi pia un nome dai primi buinzanin, cadi pogli, cadi mogli, cadi cavi, cadi gandurfi, cadi gandarin, cadi berui, cadi vuzzai, upuzzu, cadi sottai, acciazza, cadi barui, cadi buffanti. Au confun con l'EA era la frazione Furnage, all'antù formato da sole 3K. Anche Buinzan conta circa 2500 abitanti e è diverso da Alantù. Tante canove dappertutto, anche dove era Eurive. Quando le nasceva Buinzan? E chi lo sa? Forse quando i frati si sono stabiliti a San Piero do Monte, o si dice quando era Carlo Magno. E gli hanno cantato e prima Eurive e gli hanno chiamato tanta gente a Falerio. A Buinzan l'andamento da vita è sempre andato secondo i tempi da natura. Lavorava Eurive, scrava Eurive, campa Eurive, fronde Eurive, mette l'orio integgiare, l'orio vero oro delle nostre fasce. Eurive era la vera ricchezza di Buinzan, in modo di vivere, di lavorare, di organizzare la vita, e tutto l'insieme lo formò il carattere di Buinzanin. Gente che parla poco, che travaglia sempre per sopravvivere lavorando 4 fascini. E due veglie contrae tra le fasce e miraie di prea secco, parla di veglie Buinzanin. Tanti andati in Francia, a Gibiltà, in America del Nord e del Sud, portando in Tucchè, Buinzan. Tanti partì per sempre e non ci tornai. Il cognome Gandarini, anche io se legge in guida telefonica di Buenos Aires, ma da Buinzan è sparito da secoli. E forse, così anche per sottani. Un vecchio Buinzan si ritrovava tutti i dì in Sciuscarin de Marmaro, a fianco alla chiesa, per contare le novità di dì. E poi per feste religiose, la Santa, San Piero, l'Assunta, i Santi, San Rocco e per San Perin la Sciuncia Montagna. Per secoli Buinzan è stato sempre lo stesso, tra un mare là davanti, distante, e a montagna alle spalle. Poi dopo la guerra, un boom economico e una trasformazione costante, tante nuove gente, da tutto il mondo. Abbiamo visto anche in villaggio dei olandesi. Nuova gente, nuove usanze, il dialetto si sta perdendo per sempre, o parliamo forse più una trentina di persone, e Urive i vegni lasciare d'erbe. Ma qualcosa resiste, e vegge contrae, anche se non tutti i ristori sono stati fatti con mano esperta, e tante Urive che musa ancora ha vanto l'argento delle foglie. E poi San Perin, si dice dal 1828 lasciò in montagna. E car che veggio Buinzanin, ma ci pochi.